Godetevi questo breve video sul vulcano Etna e con la mia cover. Il video inizia fra 35 secondi. Grazie. A fare sta vita non la faccio più. Picchi Sicilia, picchi a stare così non la faccio più. E siamo tutti a mezzo. Buongiorno a tutti da Giovanni dall'Otto Idee. Allora, oggi siamo quasi alla fine di settembre. Vi voglio fare vedere questa bellissima zucchina che l'ho lasciata per la semenza. Questa è la zucchina lancenaria, qui in Sicilia la chiamiamo zucchina seppente. Noi queste qua le chiamiamo tardi di cucuzza. Questa la chiamiamo zucchina seppente o lancenaria, ognuno la chiama come vuole. E allora io oggi sto facendo vedere questa, vedete quando è grande, quando è bella zucchina grande, quando sarà un metro, forse un metro qualche cosa, bella grossa, e l'ho lasciata per la semina, l'ho lasciata per la semina per l'anno che viene. Lì sopra ce n'ho anche un'altra, l'ho messa qui, le piante l'ho seminate in questo albero di ciliegio, ci ho messo anche qualche tutore, però visto che non avevo intenzione di salire sull'albero, è cresciuta tutta per terra attorno così. Ancora fate sempre le zucche, come vedete tutto ciò che siamo già a settembre. Qui ci troviamo sempre a Petare, in provincia di Catania, Sicilia. Perché ovviamente c'è una bellissima, ancora il tempo è buono. Oggi c'è un pochettino di vento, però non fa niente. Quindi qua c'è un'altra che sta crescendo, che è piccolina. Questa fra un po' si può raccogliere perché poi diventa un pochettino dura se uno la lascia stare. Poi qualcuno ancora, forse qua c'è un'altra che sta crescendo anche, insomma qualche altra zucchina sta crescendo. Va bene, mi sembra che qua non ce n'è più come zucchina. Ah no, qua c'è un'altra, vedete? Qua c'è un'altra, vedete che sta crescendo. Questa già sta cominciando a marcire perché ovviamente ormai il tempo sta finendo, non è più tempo delle zucchine, dei zucchine, che è. Perciò gli ultimi rimasti stanno sopravvivendo grazie al tempo che fa qui in Sicilia. Va bene, e niente, ho dovuto condividere con voi questa bellissima zucchina seppente o lagenaria, come la chiamate in Italia, come si chiama veramente così, però qui la chiamiamo zucchina seppente. Questa si fa a minestra con i fogli, queste qua tenere, facciamo la pasta, i tagli di cucuzza, diciamo, come le chiamiamo qui in Sicilia. Sembra, viene buonissima la pasta con queste foglie e anche con la zucchina. Va bene, che mastrodonto di zucchine, ma è duro, queste tutte per i semi. Bella zucca, un spessore, sarà un spessore di 10-12 cm circa qua. Poi qua forse anche 5-6 cm. Bella zucchina, come è cresciuta. L'anno scorso l'ho conservato una, però era più piccolina, insomma, non era come questa qua, però non lo so. Va bene, allora concludo il video, spero che il video vi piace. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto risponderò. Un saluto a tutti da Giovanni dall'Ottitea. Ciao, al prossimo video. Ciao.